Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e bentornati all'interno di un nuovo gameplay di questa nuova parte della campagna di Shogun 2 Total War. Quest'oggi ci ritroviamo dinanzi a un bel assedio. Siamo stati attaccati da Urakami Kitosune, praticamente il generale appartenente all'esercito dei Fukuyama, che ha appena invaso la nostra provincia di Yamashiro, e abbiamo al cospetto ben 2298 uomini schierati contro diversi uomini appartenenti al nemico. Il nemico dispone di molte unità di cavalleria che non sono molto efficaci all'interno di un assedio, a meno che le porte del castello non siano aperte, e dispone davvero di molte unità di ninja, ovvero ninja Kisho, seguiti da diverse unità di fanteria con fucile. Quindi vediamo un po' se riusciamo a rispedire indietro questo invasore appartenente quindi a questa nuova fazione. Benvenuti ragazzi all'interno del campo di battaglia. Ci ritroviamo all'interno del nostro castello in muratura, direttamente sotto la pioggia battente. Stiamo iniziando immediatamente il fuoco al di sopra delle unità nemiche. Come potete ben vedere, le nostre unità di tiratori scelti, ovvero coloro che dispongono di 150 di portata per quanto riguarda i loro fucili, stanno già facendo fuoco sulle unità di schermagliatori nemici, seguiti dalle unità dei cannoni Parrot, che si ritrovano posizionati direttamente sul frontone superiore del nostro castello, visto che il castello si suddivide in due piani. E quindi stiamo iniziando a far fuoco direttamente su queste unità, utilizzando la modalità fuoco sharpnel, in modo tale da scagliare al di sopra del nemico numerose unità di ferro spezzettato, in modo da distruggere più unità nella maniera più veloce possibile. Quindi continuiamo intanto a far fuoco su questa unità del nemico. Come potete ben vedere, l'esercito ormai è stato schierato su due frontoni. Questo piccolo esercito di questi tiratori scelti sono utilizzati per contrastare il nemico in questa posizione, in modo tale che le unità nel piano superiore riescono a distruggerli in maniera più accentuata. Inoltre queste unità di fucilieri e lancieri, come potete vedere, si ritrovano su una seconda linea per fronteggiare eventuali cariche del nemico al di sopra del muro principale, e in seguito ritroviamo anche due unità di cavalleria con sciabola che si ritrovano nelle retrovie del nostro esercito nel caso qualche unità salisse su, e quindi con le loro sciabole riuscirebbero davvero molto bene a distruggerle velocemente. Allora continuiamo a far fuoco al di sopra di questi lancieri di leva, mentre queste unità vengono attirate all'interno della nostra trappola, e quindi i nostri fucilieri qua su riescono a far fuoco anche dalla nostra torre degli arcieri. Benissimo, vediamo un po' come sta andando. Il nostro generale possiamo posizionarlo vicino alle unità. Le unità di cannoni Parrot devono continuare a far fuoco, soprattutto all'interno della cavalleria nemica. Vediamo un po' se siamo fortunati ragazzi a colpire il nemico con le nostre cannonate, visto che vi piace molto la modalità prima persona. Vediamo un po'. Mancava poco, abbassiamo un pochino. Vediamo. Spariamo, ecco qua il proiettile, forse ce l'abbiamo fatta. Un soldatino solo siamo riusciti a buttare giù. Abbassiamo ancora un po'. Proviamo l'ultima cannonata ragazzi, eccola qui. Niente. No, proviamo un'altra, dai. Forse ce la facciamo. Vediamo un po' avanti, questi bei cannoni Parrot ce li portiamo dietro sin dalla prima campagna che abbiamo effettuato, sin dalla prima partita che abbiamo effettuato in Shogun. Comunque continuiamo a bersagliare il nemico, vediamo un po' quello che sta succedendo. Ecco, qualche unità è stata colpita direttamente, ovvero l'unità di tiratori scelti. Vediamo se possiamo continuare a far fuoco. Mi raccomando, pronti ragazzi a distruggere nettamente il nemico. Queste unità possiamo trasferirle immediatamente qui. Queste unità di fanteria di cavalleria con sciabola verranno utilizzate per scontrarsi con le unità di katana, che sono davvero fondamentali in questo combattimento. Benissimo, queste unità messe in questa posizione colpiranno il nemico dai lati. E le unità di lancieri posizioniamole immediatamente in questa posizione, in modo da colpire immediatamente il nostro avversario che sta scalando il muretto. Avanti con le cavallerie. In queste unità possiamo tornare indietro, queste anche. Avanti, attacchiamo. Forza, queste unità faranno un bel fuoco di copertura. Vediamo un po' le nostre unità di tiratori scelti. Buttateli giù dal muro. Vediamo intanto i nostri cannoni come se la stanno cavando. Hanno distrutto un'intera unità di cavalleria. Adesso, attivando il fuoco concentrato, ovvero la precisione aumentata, getteremo giù anche questa unità di cavalleria. Benissimo, forza. Ecco qua le unità di cavalleria che si sono appena adesso scontrate. Andiamo un'altra cavalleria in aiuto. Vediamo un po'. Adesso riconcentreremo il fuoco all'interno di questa posizione. Avanti, fate fuoco. Maledizione, ho perso un attimo di vista. Avanti, dannazione. Benissimo, adesso li attireremo per colpire definitivamente le katane. Ok, possiamo tornare immediatamente indietro. Con le cavallerie possiamo tornare indietro e riposizionare i nostri fucilieri in posizione, in modo tale da distruggerli immediatamente. Avanziamo. Vediamo un po'.
Ok, ok, torniamo indietro e attiriamo quindi il fuoco su di noi. Forza, forza, forza. Adesso toccherà ai nostri fucilieri qua in alto. Avanti, avanti, avanti. Sparate, amici miei. Sparate qua giù. Ecco, ecco, sono caduti immediatamente nella nostra trappola. Adesso rigireremo le nostre unità di tiratori scelti e continueremo a far fuoco. La nostra cavalleria è pronta per attaccare immediatamente le unità nemiche. Torniamo ancora indietro. Torniamo ancora indietro. Vediamo un po' come se la stanno cavando le nostre unità di cannoni. Avanti, avanti, avanti. Dobbiamo farci questo bel giretto in modo tale da decimare tutte queste unità. Andiamo avanti. Adesso toccherà alle cavallerie. Andate. Benissimo, queste unità facciamole tornare indietro. Guardate un po', la maggior parte del nostro esercito non sta facendo nulla. Adesso lo posizioniamo in questa posizione per colpirlo definitivamente. Benissimo, posizioniamo di nuovo i nostri tiratori in questa maniera. Questa unità di cavalleria possiamo farla anche uscire fuori in modo tale da colpire il nemico nelle sue retrovie. Continuiamo, perfetto. Ragazzi, davvero una tatticona. Intaccare il nemico con le unità di cavalleria con sciabola. A quanto pare sono molto utili, ma davvero molto utili negli assedi per quanto riguarda la difesa, in modo tale da sopprimere le unità che scalano il frontone opposto, ovvero dove si ritrova il muro. Benissimo, abbiamo colto un'importante battaglia. Il nemico ci ha provato, disponeva di diverse unità, ma non erano abbastanza per buttare giù questa forza imponente. Allora, vediamo un po'. A quanto pare abbiamo compiuto un'importante vittoria decisiva. Non c'è dubbio, una vittoria schiacciante. I nemici sono morti o in fuga. E adesso andremo a vedere il nostro resoconto all'interno della nostra modalità mappa conquista. Perfetto ragazzi, ecco il nostro resoconto. Abbiamo ucciso ben 1670 unità appartenenti al nemico, ovvero il nemico è riuscito a uccidere solo 167 unità all'interno del nostro schieramento, e questo è un ottimo risultato. E quindi siamo riusciti a sconfiggere questo enorme gigante dei Fukuyama, ma abbiamo anche compreso che le unità di cavalleria, come per esempio la cavalleria con sciabola all'interno degli assedi, sono fondamentali, seguite dalle unità dei tiratori scelti. I tiratori scelti, ragazzi, se sono utilizzati nella maniera migliore, possono infatti fare la differenza. Come avete potuto ben vedere, sono stati utilizzati maggiormente per fungere da esca, ma soprattutto anche per decimare le unità nemiche. Infatti sono riusciti a guadagnare tantissima esperienza perché sono stati fondamentali nell'abbattere le unità nemiche. Adesso vediamo un po' come si muoverà il nostro nemico. Intanto vi ricordo che il nostro obiettivo fondamentale è quello di distruggere i nostri Takayama, e quindi stiamo armando un importante esercito per portare a termine il nostro obiettivo. Allora, ci sono state delle incursioni sulla rotta commerciale e anche la tecnologia sta andando molto avanti. I nostri scienziati si stanno dando davvero molto da fare. Siamo riusciti a produrre una nuova ricerca, fuoco di soppressione. Il fuoco di soppressione aumenterà la velocità di ricarica, diminuendo la precisione delle nostre unità. Benissimo, allora diamo un'occhiata, vediamo un po' che cosa ritroviamo qua vicino. Allora, diamo un'occhiata all'interno della nostra cittadina di Mino. Troviamo un bel esercito dei Takayama, qua abbiamo il nostro Pinocchio con tutta la sua armata proveniente dal nord. Possiamo anche attaccare il nostro nemico per portarlo giù, distruggerlo definitivamente. Dispone di diverse unità di cavalleria, soprattutto anche di numerosi ninja Kisho. Non capisco perché tutti questi clan si armano con questi ninja Kisho, che davvero, se vengono utilizzati proprio nella maniera migliore, fanno la differenza, però sono davvero molto difficili da utilizzare. Innanzitutto andiamo nella nostra schermata gestione clan, ragazzi. Voglio farvi vedere un importante cambiamento all'interno della nostra famiglia. Ecco il nostro albero genealogico. Ecco, potete vedere in prima persona il nostro daimyo, ovvero il nostro, come possiamo dire, il nostro capo di tutto il nostro impero. E praticamente abbiamo fatto sposare il nostro caro Pinocchio alla nostra figlia Makino Tsuneko, e praticamente adesso ha guadagnato numerosi punti di fedeltà, o almeno si spera che li guadagnerà, perché siamo riusciti anche ad affidargli un importante incarico, ovvero quello di comandante in capo. Meno 8% ai costi di arruolamento di tutte le unità, in seguito più 4% alla velocità di reintegro di tutte le unità, e insieme a tutti gli altri generali che abbiamo sotto il nostro controllo abbiamo affidato anche a loro importanti incarichi, come per esempio al nostro caro Oshi Muneiro abbiamo affidato il compito di generale ispettore, quindi avremo un'ottima repressione nelle province dove è presente quest'uomo, e anche meno 2% ai costi di costruzione di tutte le province. E in seguito anche il nostro caro generale della seconda guerra mondiale ha ottenuto il ruolo di controllore, quindi ragazzi è stato assunto dalle ferrovie dello Stato, e a quanto pare avrà un 3% in più a livello della tassazione nelle province dove è presente quest'uomo. E il caro Norman Martin ha appena ricevuto il capo del personale, il capo dello staff, che dà il meno 20% al costo di reclutamento degli agenti e più 2% al successo degli agenti stessi.
Benissimo, dopo che abbiamo illustrato la nostra situazione nella famiglia, adesso dobbiamo pensare come difenderla la nostra famiglia. Innanzitutto prendiamo la nostra cara Geisha e vediamo un po' se riusciamo a distruggere questo esercitino che ritroviamo qui. A quanto pare non dispone di nessun generale, mentre il grande esercito che abbiamo appena sconfitto gli rimane appena il suo generale seguito da un'unità di Ninja Kisho e verrà distrutto dalle nostre unità che si ritrovano all'interno di questo frontone vicino al lago di Biwa. Innanzitutto vediamo se possiamo far uscire qualche unità in modo tale da distruggere questi eserciti definitivamente. Andiamo avanti, vediamo un po', perfetto, ormai la battaglia può essere considerata vinta. Benissimo, andiamo avanti anche verso questo nostro esercitino. Perfetto, seguito anche dalle forze che si ritrovano dall'altro lato della riva, otteniamo dei supporti ottimi e siamo riusciti a guadagnare un'ottima vittoria. Tutti questi esercitini che si ritrovano in mezzo alle scatole sono esclusivamente da evitare perché distruggono anche la nostra economia, distruggendo le nostre fattorie e quindi non aiutando la popolazione a crescere, creeranno molti problemi. Allora, vediamo un po' cosa ritroviamo all'interno del nostro territorio. Troviamo questo bel esercitino appartenente al nemico e vediamo se possiamo distruggerlo con il nostro caro Pinocchio. Allora, andiamo avanti. Innanzitutto vediamo se possiamo utilizzare il nostro ninja nella maniera migliore. Vediamo un po', possiamo assassinare qualcuno. Allora, il generale, uno dei generali più imponenti. Allora, proviamo ad assassinare il nostro generale Yazatsumi, perché abbiamo un 52% di probabilità di successo e vediamo se il nostro caro amico sarà in grado di ucciderlo. Vediamo un po'. Shinobi giustiziato, ma non abbiamo proprio fortuna con le nostre unità, ragazzi. A quanto pare dobbiamo affrontare il nostro esercito con tutta la nostra forza e a quanto pare dispone di arcieri davvero molto abili in battaglia. Sono di livello 9, ragazzi, quindi hanno delle abilità davvero ma davvero elevate e quindi per contrastarli dobbiamo avere delle ottime unità di cavalleria, ma cercheremo di farle fuori con le unità di cannoni, visto che disponiamo di tantissime unità appartenenti al settore dei tiratori scelti. Innanzitutto andiamo nella nostra sezione dello sviluppo clan per orientare la nostra ricerca verso qualcosa di più concreto, che è lo scafo in rame, perché per quanto riguarda le nostre imbarcazioni ci ritroviamo messi davvero in ottime posizioni. E adesso vediamo un po' se possiamo scoprire le nostre difese migliorate in modo tale da scoprire in seguito le torri con i Gatling, che possono essere davvero molto ma molto importanti in un combattimento. Quindi seguiamo la strada delle tecnologie militari, avendo quindi un meno 20% al costo della costruzione dei castelli e permette la costruzione delle torri dei moschetti. Quindi in difesa, ragazzi, otterremo un netto vantaggio. Benissimo, diamo un'occhiata intanto alla nostra tassazione, vediamo cosa sta succedendo. All'interno sempre della provincia di Mikawa troviamo dei problemi con la popolazione che è sempre in rivolta, però adesso cercheremo di metterla sotto controllo reclutando un'altra bella unità. Perfetto, allora ragazzi, vediamo un po', all'interno del prossimo gameplay vedrete una battaglia, credo la battaglia definitiva che mandi in rotta finalmente questi Takayama, perché distruggendo questo dannato esercito che si ritrova vicino a questa nostra cittadina di Mino, vediamo se possiamo ereggere un'altra bella statua, lo distruggeremo, almeno ci proveremo e vedremo se possiamo conquistare la cittadina di Ida, che a quanto pare il nemico nasconde qua dentro tantissimi ma tantissimi tesori, perché a quanto pare è la capitale di tutto l'impero dei Takayama. Quindi ovviamente faremo partire due spedizioni militari, sia da nord dalla nostra cittadina di Echu che da sud dalla nostra cittadina di Mino. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti.